Ciao a tutti carissimi, oggi siamo qui sul lago di Femon, siamo perché con me c'è Alessandro e niente, oggi mi sono affidato a lui per fare un giro qui dalle sue parti dove gioca in casa. Ecco qua il padrone di casa. Il padrone di casa è questa natura bellissima, incontaminata, Tra l'altro appena baciato dal sole in questo sì, momento, con una brina come potete vedere, cospicua. sì, al calore dei Colli Iberici. Sono loro i padroni di casa. Il padrone di casa è il lago di Femon e il comprensorio di sentieri che si possono svolgere qui. Tra l'altro quello di oggi aveva un nome, mi avevi detto Sentiero. Sai che con i nomi con me non funziona tanto. Vero? No, allora qui diciamo che i sentieri sono indicati con dei colori, poi vedremo la targa più avanti là. In teoria noi faremo il percorso verde, quello più lungo, però non è detto perché a me non piace stare tanto dentro le regole, quindi... No, infatti in corsa secondo me ci saranno dei cambiamenti, varianti. Può succedere qualsiasi cosa. Quindi intanto avviamoci, vedete anche qua altri padroni di casa, i cigni, anatre. Intanto volevo farvi notare questa tipologia di nubi, vedete queste formazioni cumuliformi così, chiaro segno di aria artica in ingresso. Ecco, da qui inizia il nostro percorso. Proviamo a farlo iniziare. Dai, siamo fiduciosi. Che bellezza il lago di Femon dall'alto. Ecco dunque, adesso siamo arrivati a un punto di svolta decisivo dell'escursione. Prima arriveremo al paese di Lapio. Dunque seguiteci, andiamo a vedere questa Valle dei Mulini e Lapio. Come vedete adesso... Il buon Jacopo sta già facendo le riprese. Ah sì, perché siamo arrivati a 3 indica 3 km percorsi e poco meno di 10 alla fine. Vedete indicazioni per Lapio paese. Noi proseguiamo qui verso via Zambalda. Vedete, siamo arrivati a 3 km e mezzo. alle nostre spalle c'è il paese di Lapio. Adesso qui siamo in teoria nel punto più alto. Oh, e qui inizia la discesa. Dicevo che qui adesso inizia la discesa. Qua vedete un altro segnavia. Km e 30 percorsi, 8 km e mezzo alla fine. Guardate che roba, terreno insidiosissimo, causa fogliame umidissimo. Tra l'altro giusto l'altro ieri è piovuto in una trentina di millimetri, quindi pensate che quanto può essere fradicio il terreno. Ecco, vedete, Ali mi ha detto che ci stiamo addentrando proprio nella Valle dei Mulini e stiamo scendendo piano piano con molta attenzione perché il terreno è viscidissimo. Ci sono alcuni tratti di roccia completamente bagnati con l'acqua che corre, sono veramente da allarme rosso, diciamo. E adesso pian pianino però dai, discendiamo finché arriveremo al fondo della valle. E dopo da lì ci gusteremo il tratto in piano e ci porterà dopo fino appunto a Femon dove avremo la macchina. Sentiste come sta lavorando l'immersione termica? Prima eravamo a questa altitudine solo nel versante qui a destra
In cima si stava anche bene, un po' per l'aiuto del sole, un po' perché appunto in cima l'aria era anche più secca. Qui ci stiamo addentrando proprio nella parte più bassa della valle, tira un'arietta gelida, l'umidità sta salendo e veramente si sente la temperatura che cala a decina di metri dopo decina di metri. È una delle parti più rudi e selvagge dei colli comunque. Dei berici proprio. Dall'altra parte invece... Tanto volevo porvi l'attenzione come in questa zona esposta a nord, cioè all'ombra praticamente perenne in questo periodo, guardate la natura, i sassi, tutto avvolto da uno strato di muschio chiaro, segno appunto che siamo in una zona veramente veramente umida. Praticamente in poche parole vi descriviamo io e Ale appunto che questa zona era una volta sommersa dal mare, caratterizzata da un clima tropicale. Qui, caro Alessandro, spiegano che Qui la zona dei dei colli iberici, erano degli atolli fondamentalmente. mamma mia, pensa, Eh sì. sai, roba strana, cioè qui c'era una barriera corallina che separava il mare aperto, diciamo, da una specie di laguna, incredibile, Che devo questa era a pensare. tutti gli effetti una laguna e dava praticamente su quelli che in futuro sarebbero diventati i colli Euganei. Sì, pensa Quindi che pensate, potenzialmente c'era un oceano, un mare gigantesco con questi vulcani che comparivano, che sarebbero diventati poi colli Euganei. sì, È proprio pazzesco. Se si fa un viaggio a ritroso nel tempo, incredibile. Oh. sì, Per carità, vi va in pappa il cervello. sì, tra 36 e 30 milioni di anni fa, quindi Durante l'Oligocene. ma che bene che si sta col sole che illumina i nostri corpi. Oh. Dopo tanta ombra in fondo valle, adesso finalmente abbiamo un sentiero soleggiato. Ecco cari miei, allora intanto siamo a Fimon Paese dove con Ale andremo qui alla trattoria Osteria da Carletto dove andiamo a mangiare un boccone. Solo lui meriterebbe un video a parte. Esatto, Aperto, mi ha raccontato un po' di aneddoti e niente, adesso appunto andremo a mangiare un boccone se sarà aperto, se no ovvieremo in altra maniera. Ciao. Guarda che bello localino spartano, bello al punto giusto. Arriviamo subito. Guarda, adesso le mani intirizzite, mamma mia, oh. Neanche in montagna mi succedeva di avere sta sindrome qua. Andiamo sul carretto Danila? Mamma, sono arrivati anche i spiedini, guardate che bontà ragazzi. Ecco appunto pausa pranzo finita, cibo ottimo come avete visto dal video. Adesso riprendiamo il cammino, appunto ripeto Osteria da Carletto.
dove il buon Alessandro qua ha fatto tante belle serate anni addietro. Ragazzi, cose che non si possono nemmeno narrare. Sì, ognuno ha le sue, ha fatto le sue. Battaglie, battaglie. Adesso riprendiamo qui per un sentiero facile, tutto in piano, al sole, per finire l'anello. Guarda che stupendi. Avete maneggio? Ah, privati. Devo fare una bella ripresa. Poso su... Torniamo a vedere il grappa. Ecco qua, come avete visto, qui siamo appunto arrivati al punto di partenza con le sponde occidentali del lago di Fimont. Allora, sono le 14:48 in questo istante. Ale ha detto che il percorso è stato lungo 13 km e 700 metri. Oh yes! E tiriamo un po' le somme, lui ormai questa zona la conosce come casa sua praticamente. È casa mia. È casa tua. Esatto, quindi io il responso lo lascio a Jacopo, che per la prima volta è venuto qui, mi ha fatto questo onore. Dicevo che appunto i Colli Iberici li avevo visti solo passando in auto, non mi ero mai soffermato, avevo fatto un breve giro qui a Fimont in auto. Devo dire che la valle dei mulini lì che abbiamo fatto è veramente selvaggia, fredda, proprio un bel microclima continentale come piace a noi. E c'è anche una bella storia da raccontare, perché comunque le ere qui si vede che sono passate, sono trascorse. Sì, con queste conformazioni di roccia e strati, bellissimo veramente. Quindi io ve la consiglio, poi scrivetelo sotto nei commenti anche nei canali di Jacopo. Lo consiglio anche io, e se volete scrivere un appunto su cosa vi sembra di questa escursione in collina. Niente, qui appunto dalle sponde del lago noi vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima escursione. E vi rimandiamo alla prossima escursione. Ciao!